Entrano in campo i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche per fare luce sulla morte di Giulia Rigon, la 31enne ritrovata priva di vita nel camper del compagno, parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano. Le tute bianche dei RIS di Parma hanno passato al setaccio il veicolo e l'area di sosta in cui si è verificata la tragedia, alla ricerca di dettagli e informazioni che possono fare luce sulla dinamica dei fatti. Sui resti della giovane verrà effettuato inoltre un esame autoptico dal quale potrebbero arrivare chiarimenti fondamentali per comprendere come è morta la 31enne. Tutto è iniziato poco prima delle 7 di domenica mattina, quando il compagno ha chiamato il 118 e i soccorritori hanno trovato sulla panca posteriore del camper il corpo senza vita della giovane. Il cadavere presentava ferite lacero-contuse, la maggior parte sulla fronte e al capo, oltre ad altre lesioni in varie parti del corpo. Tracce di sangue erano state rinvenute sia all'interno del camper che nelle immediate vicinanze. Veicolo e area di parcheggio sono subito stati posti sotto sequestro e il compagno della vittima è stato sentito a lungo dagli inquirenti, ai quali avrebbe raccontato che Giulia era caduta sull'asfalto e che le ferite al capo sarebbero dovute ai suoi tentativi di riportarla nel camper. Il giovane è ora indagato per omicidio.